Con Roberto Crudeli, 4-0 finale che a mio avviso forse anche un po' falsato per quello che si è visto in pista, ecco. Non che loro non l'abbiano segnato chiaramente. No, ma secondo me è un po' più che falsato, ma al di là di tutte decisioni che comunque avvantaggiavano sempre certe situazioni. Io credo che sia abbastanza difficile giocare in questa maniera qui, poi sento che si lamentano addirittura, cioè delle cose incredibili. Siamo 2-0, una partita tirata, un fallo enorme sulla sponda che lo spingono e va a finire contro la Austria, dice che dopo è caduto sì dopo, prende una spinta della Madonna, si sbiaccica nella palla Austria e dopo è chiaro che perde la palla. Era il 10° fallo quello lì, 10° fallo. Eravamo 2-0, quindi è completamente diverso da come poi succede, perché poi si piglia il terzo gol e chiaramente già è una squadra molto forte, trovarsi in quello svantaggio lì diventa complicato, quindi la partita per me finisce sul 3-0, ma abbiamo stasera ampiamente dimostrato nel primo e nel secondo, finché siamo rimasti in partita non per demeriti nostri, che è la partita che l'abbiamo giocata alla pari tutto il tempo. Il primo tempo secondo me anche meglio. Beh, infatti questo nel commento, la situazione che dicevi te che ci è costato poi la terza rete, ma nel primo tempo avremmo strameritato, cioè Grimaldi l'ha tenuti veramente a galla nel primo tempo. Esattamente, Grimaldi ha parato molto bene, Ricchi ha parato bene, come te, con queste squadre qui bisogna parare bene, il buono è che ha dovuto parare bene anche lui molto per tenere in piedi la partita, perché ne abbiamo avute molte di più noi rispetto a loro, quindi dispiace perché poi abbiamo preso 2 gol ingenui, l'1 e il 2 nella solita maniera, ci avevamo lavorato tanto su quella cosa lì. Purtroppo loro lo fanno bene, ma comunque resta anche una piccola pecca perché l'avevamo detto e ridetto durante gli allenamenti, durante i video, quindi, però ripeto, noi ci lavoriamo sempre su queste cose, poi una squadra forte è chiaro che ti fa lo stesso anche certi gol, ma il problema è che abbiamo tenuto in piedi tutto il tempo la partita e hanno cambiato la partita non sicuramente i giocatori. Bene Roberto, io ti ringrazio, grazie mille, alla prossima.